Nono turno del campionato Under 15 provinciale, amici della Wii Sport, ben ritrovati al Pietro Cangemi, il città di Grotta di mister Cannistra, affronta la Villafranca Messana di mister Canale, 6 punti fino a questo momento raccolti dai torresi dopo la sconfitta per 3-1 della scorsa settimana contro il Gifra Milazzo. All'altra parte la Villafranca Messana è a più 7 in classifica dopo la vittoria per 2-0 contro il Gescal. Arbitra la partita il signore Samuele Bonaccorso della sezione di Messina, un'occhiata ai 22 in campo grazie all'ausilio delle nostre grafiche, un occhio attento al città di Grotta con Campanella, Arena, Anastasi, Venuto, Arizzi, Arigò, Caselli, Arnò Scattareggia, Grillo e Gambino. Sembra essere tutto pronto, i torresi in maglia bianca inserti rosso-blu, la Villafranca Messana in maglia rossa a inserti bianchi. Attacca da sinistra verso destra il Torre Grotta e sfrutta la prima chance offensiva con il tentativo dalla distanza da parte di Caselli, che dopo 2 minuti impegna così Lima, presa centrale per l'estremo difensore della Villafranca Messana che prova subito a reagire. De Lisi si incunia tra le linee difensive del Torre Grotta, l'uscita di Campanella mantiene il risultato sullo 0-0 quando il Torre Grotta che prova nuovamente a inserirsi in area di rigore. L'uscita qui da parte di Lima, chiedono a gran voce il calcio di rigore i torresi, non dello stesso avviso del direttore di gara Bonaccorso. Siamo al 24esimo, 3 minuti più tardi ci prova la Villafranca Messana con il colpo di testa da parte di Cantante che manda il pallone alto sopra la traversa, reazione immediata per il Torre Grotta con il pallone di Caselli calciato al volo. Lima ancora una volta non ha alcun problema quando al 31esimo la Villafranca Messana mette questo pallone in area di rigore, l'uscita da parte di Campanella che travolge così l'avversario. Calcio di rigore, secondo il direttore di gara in questo caso ha deciso per la massima punizione. Tutto pronto al Pietro Cangemi di Torre Grotta, parte il numero 9 Iannello, ma fallisce clamorosamente il rigore del possibile vantaggio. Sarà anche l'ultima chance per quanto riguarda il primo tempo. Redi bianche al Pietro Cangemi di Torre Grotta, legge lo 0-0 tra la formazione di mister Cannistra e quella di mister Canale. Partiamo dunque con il film del secondo tempo, un secondo tempo di forte marca Villafranca Messana, subito in avanti al quarto minuto con il calcio d'angolo, il colpo di testa da parte di Iannello che prova a recuperare l'errore dal dischetto, manda però il pallone alto sopra la traversa. Ancora in avanti la Villafranca Messana, qui grande intervento di Campanella sul tentativo di De Lisi. Gli ospiti continuano il pressing alto, ancora Campanella in qualche modo riesce a ritrovarsi il pallone lì, finalmente si fa rivedere il città di Torre Grotta al 17esimo, ancora con il solito Caselli che riceve il pallone, prova il tentativo altissimo sopra la porta difesa da Lima. Primo cambio per mister Cannistra, esce Arena, entra Lenzi. Al 18esimo sarà ancora la formazione torrese a provarci, tentativo nemmeno a dirlo come sempre di Caselli, para il portiere avversario. Villafranca Messana con questo lancio lungo che libera De Lisi al tiro deviato, il pallone finisce sul fondo, si regge, sta sullo 0-0, manca veramente pochi minuti alla fine della partita quando c'è questo intervento e calcio di rigore anche per il città di Torre Grotta con la conseguente espulsione da parte di Cantante. Scattareggia sul punto di battuta, la ghiottissima chance per portare in vantaggio i suoi, ma manda il pallone alle stelle. Errore da matita rossa per l'attaccante di mister Cannistra che adesso effettua ancora un cambio, esce Nastasi, dentro Micali, il Torre Grotta non demorde, adesso vuole acciuffare il vantaggio forte anche della superiorità numerica. Qui è Lima a doversi distendere sul tentativo di Micali, ultima chance, cambio, esce Gambino ed entra De Marco. Di lì a poco arriverà anche il triplice fischio da parte del direttore di gara che manda i titoli di coda sul match. Finisce 0-0 tra città di Torre Grotta e Villafranca Messana in questa nuova giornata del campionato Under 15 provinciale. Un rigore sbagliato per parte RD bianca al Pietro Cangemi. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.